Siamo veramente lieti di esibirci in questa meravigliosissima location con questo pubblico qualificato, numeroso nonostante la serata, e altrettanto meraviglioso. Quanti conoscono Camilleri come il papà del commissario Montalbano e le altre fiction in TV della serie C'era una volta Vigata? Noi questa sera vogliamo prendervi per mano e condurvi con noi passo passo, condurvi tra i sapori, le passioni, luoghi realmente esistiti, le voci della nostra gente, le loro storie e le loro vicissitudini. Noi
Noi questa sera vogliamo omaggiare il maestro Nenè Camilleri, raccontandovi proprio pagine di carta, e lo faremo raccontandovi uno spaccato di un famoso romanzo, Pensione Eva, dove Nenè scopre le femmine, le sue passioni, i suoi turbamenti, poi Giugiù vi racconterà meglio. Ancora andremo avanti con un protagonista di un famoso romanzo, Il Casellante, Nino Zarcuto, e non poteva mancare una finestra sul famoso commissario Montalbano con il suo rinomato Pititto, I Birciati che bruciano, tratto dal romanzo L'odore della notte. E ancora una vicenda intrigante, piena di malintesi, piena di equivoci, la concessione del telefono. Già ho anticipato il suo nome, perché tutto questo lo faremo noi del gruppo di Apason con dei brani musicali appropriati, ma da soli non potremmo fare niente se non assieme ad un nostro carissimo e conosciutissimo amico che è Giugiù Gramaglia. Giugiù vi condurrà tra le pagine di questi racconti, vi farà entrare proprio tra le pagine dei libri e vi racconterà. Buona visione! Nenè a capire quello che capitava dentro la pensione tra i maschi grandi che la frequentavano e le femmine che ci abitavano. Era pigliato di grandissima curiosità nella pensione. Ci doveva passare ogni mattina davanti a questa villetta zeppiana al principio del mondo, con le finestre virte tenute sempre inserrate, e il balcone al primo piano con i ciuri tenuto con un muro inserrato. Il portone dall'alto era eternamente mezzo. E nel muro ci stava una tasca dove ci stava inciso a lettere corsive Pensione Eva. Ma perché di orlo davanti a questa casa non c'era nessun movimento? Una mattina, passando e vedendo il portone che era tanticchio e più aperto del sole, fu pigliato da curiosità. Fece un passo avanti, si calò con il guscio lacerato, mettendo bastevole per poter vedere se riusciva a vedere qualche cosa. Ma sarà che era annunciato lo sole, sarà che aveva sangue grosso, non vide niente. Sentì solamente in lontananza le femmine che ridevano e che parlavano ad alta voce, ma non riuscì a capire. Fece un passo avanti, si calò ancora col busto per tanto bastevole e fu pigliato nelle nasche da un sciavo di pulito, di sapore, di profumo, come quello che c'è dentro il salone della bene. Isò la gamba per fare una autopasta e tutto un sembolo una mano ci scaccia tre cozze e cruciato. Era un uomo vestito di capitano di mare che ne sconosciuto. Se ne scappò a casa vergognoso. Alle domande sulla misteriosa pensione Eva, i suoi compagnuzzi gli raccontavano tutta la faccenda e gli spiegavano la situazione, gli raccontavano particolari come se dentro la pensione Eva ci sono stato tutta la notte intera. Era più confuso che persuaso. La mattina che finalmente passava il suo padre, che non si affrettava, si pigliò le braccia e ci spiegò: papà, è vero che dentro a questa casa i mascoli grandi si possono affittare le femmine nude? Era tutto quello che era riuscito a capire dalla spiegazione dei compagnuzzi. Sì, ha risposto io papà, fisco e sereno. E che se l'affittano ad anno? No, un quarto d'ora, una mezz'orata. E che ci fanno? Se l'Italia non c'è nessun papà, gli abbastò. Tatiana l'avevo capito, tutta la sofferenza che stava patendo. Quell'uomo era malato di malinconia. E poi, come si fa a stare con una femmina, diciamo mezzo nuda, compagna, sì certo, ma può sempre una bella picciotta. L'uomo si mise a parlare e cominciò a parlare 5 minuti e mezzo, preciso e chiaro. Alla fine non ebbe la forza dei suoi siris. Tatiana capì l'imbarazzo, capì la sofferenza di quell'uomo. All'altronde l'avvocato non si permetteva a domandare di fare quella cosa a una compagna, sempre compagna. Allora Tatiana si
gli levò la giacca, la camicia e la cravatta. Aspetta, si girò e pigliò dalla tasca della camicia di notte una cosa che gli aveva regalato suo padre e che lei portava sempre là presso. Si spogliò, si stinnicchiò sopra il letto e ci disse: apri gli occhi e guarda! L'avvocato Manzella aprì gli occhi e Bitti, attaccato con un nastro rosso ai ricetti della parte femminista di Tatiana, ci stava un medaglione rosso con dentro l'immagine del compagno Stalin, il berretto, il baffone allo sguardo sornione, tutto. E pareva che stava aspettando l'avvocato Manzella proprio davanti all'ingresso. Tatiana, cominciò a cantare. Il popolo alla risposta, bandiera nostra, bandiera nostra. Il popolo alla risposta, bandiera nostra, trionferà. E ci rigira, signor me bacioni di pazza, mi tratta con cani, via via, tutto si piglia con la somananza, manco la vita mia dici che è mia. Si un milagno, peggio, e m'amminazza, chi ferri mi castia, a prigionia, Dio ti prego di sta mala razza, distruggimi la tua Cristo per mia, distruggimi la tua Cristo per mia, distruggimi la tua Cristo per mia. E Cristo ci riscuso dalla croce, e tu farsi che hai giunchi di razza, o tu l'anche un po' di colpa mia, come la giustizia si la faccia, non speri cauto la faccia di Dio, se tu si uomo e non si testa pazza, e ti approfitto sta sentenza mia, io non sarei sopra sta cruciazza, se avessi fatto quanto di tua Dio. Ma la Chiesa sta risposta non ci piace, e a così la cangiò. E la cantiamo come diceva un angelo. E tu forse che hai giunchi di braccia, oppure l'hai trovati con la mia, come la giustizia si la faccia, non speri l'altro la faccia di Dio, se tu si ove e non sei testa pazza, e che approfitto sta sentenza mia, io non sarei sopra sta cruciazza, saresti fatto quanto di tua via.
casello arrivò Nino Zarcone, un trentino, alto, libero, capisce e occhi liberi, che non poteva fare più il manovratore perché nello scambio tra due vetture aveva perduto l'indice, l'anulare del mignolo e la mano mancina. Per la stessa scascione non era potuto partire a fare il militare, ma l'infortunio non gli aveva impedito di suonare il mandolino come Dio comanda, e insieme all'amico Totò Cozzi, che era parimenti bravo, aveva formato un duo che si esibiva la domenica mattina nel meglio salone di Barbera di Pecata, quello di Don Amedeo Vassallo. Spesso i clienti, dopo aversi fatto la barba e i capelli, se ne restavano a stare silla con il concertino. Nino arrivò a casello, aveva già guanti che era maritata con Mine Coleveri, che come film non era né bella e nell'aria aveva una faccia di mogliere, sapeva magari cucinare e sapeva magari come fare per fare rendere alla meglio l'orto. Si fece fabbricare di Nino una caggia, così ci si mette le gattine e magari si poteva vivere l'uovo fresco. Nino e Mineca avevano una sola angoscia: o Signoruzzo non gli aveva mandato figli, nonostante loro ce la nutrivano tutta. La domenica mattina Nino pigliava il carrello e con l'amico Totò se ne andava a suonare, a fare il concertino. Tornavano che era tardi, trovavano tutto pronto per mangiare. Mineca, approfittando che per la giornata non l'aveva per i peli, si dedicava a scusarsi qualche vestito. E chi sapeva fare magari questo? Oppure ci ripensava del bambino, quasesse, mutande, canottiere. Mineca aveva una bella voce e nelle domeniche d'estate, oppure in primavera, quando non passavano più treni, se ne andavano arrivate male, pigliavano cosetti e s'assettavano. Nino suonava e Mineca cantava, poi se ne tornavano a casello, si correcavano e si mettevano a travagliare di ragnana per avere un figlio. Mamma mi manca cantare noi più
È un tipo di pasta siciliano molto simile al bucatino, che è condito con un sugo semplice e una di quelle pietanze che si tengono il pititto del commissario Montalbano, assieme alla pasta accasciata a taterina, le ciglia di scoglio, salta al beccatino, un pulpo casato, un vero cultore della cucina siciliana. Se ne stava a tambasiare davanti al locale chiuso di Calogero. Se non aveva scordato che ci aveva detto che si sentiva stanco perché si sarebbe ritirato. Era combattuto su dove andare a mangiare, su dove andare a sviluppare questo appetito che ci immaginiamo, lo stomaco che ci diventa. Si ricordò che Mimiglia aveva parlato di una trattoria usa casa dalle parti di Montelusa. Si mise in viaggio, partì. Appena arrivò si trovò davanti una baracca con il tetto della mela ondulata e una camera da lato che faceva la cucina. Questo senso di precarietà, di provvisorio, d'addubbatizzo ci fece cane a Montalbano, ma era combattuto. Ci pareva di fare un morto a Calogero, ma Pititto la contava. Chiuse gli occhi e c'è si assettò uno dei tavoli lì e si talentò. Buonasera, lo stavo aspettando. Ero sicuro che prima o poi sarebbe venuto. Fece il baffuto cameriere affidato allo stile dalla porta. E io qua sono, fece Montalbano asciutto. Se se la sente è perciante che brucia. Montalbano sapeva che cos'era le perciante, ma non riusciva a capire che voleva dire che brucia. Non si limitò semplicemente a dire che bene a dire se la sente. Precisamente quello che bene a dire. E arrivare di perciante. Un piatto profumato e colorato e Montalbano decise di fare il sciavolo dalle nasche fino a dentro i polmoni. Che fa? Ce la porta una bottiglia di vino a portata da mano, non si sape mai, fece il baffuto cameriere. Montalbano non aveva la gana di parlare, fece segno con la testa. Ci portarono una legiata di vino, un c'era solo di vittoria. Montalbano si linghi il bicchiere, pigliò la forchetta, dette la prima forchettata, si assuffegò, si vede con la lacrima all'occhio e cominciò a sudare tutto. Ma che c'è? Dice Montalbano tutto assuffercato, calando sul primo bicchiere di vino. Niente, olio, aglia, cipolla, chiapparina, olive liguri, salsa salata, peperoncino, basilico, pomodoro pachino, caciocavallo, caciorivolo e una grattata di noci. Gesù, fece Montalbano ancora assuffercato, calato se ne ha avuto un bicchiere di vino. Esiste un piatto dal sapore estremo che ti dà lo stesso piacere del stesso estremo. Montalbano decide di pulizziare quel piatto con una fetta di pane. Vuole qualche altra cosa per secondo signore. Montalbano capì che con quel signore il baffuto cameriere gli aveva reso l'onore delle armi. Non si. Di seguito si rallentò, si venne in un bicchiere di vino, si scendicchiò le gambe sotto il tavolino, si tagliò intorno. E fu solo allora che Montalbano si sentì come Ulisse, che finalmente dopo tanto peregrinare aveva trovato la sua tanto amata Itaca. Questa è la fiera delle parole, perché di una non vale. Questa è la fiera delle parole, comprare una della quando vale. A sul mercato, la si va di tutta la merenda, questo non cambia, questo portato, questa è la questa, va bene di bene, non sono uguale. Figlio del Stato, figlio un figlio, capace da gioco, criminale, era un figlio, un spaventata, non si può dire di cacciatana. Critica, 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 critica,
Eccellenza e sottoscritto Genuardi Filippo fu Giacomo Paolo e di Posacane del Mira, nato a Vigata, il residente in via desidera venire a conoscenza dell'atti occorrenti per una concessione telefonica privata. Sicuro di un vostro benevolo accoglimento, il sottoscritto si prosterna e in attesa si dichiara vostro devoto. In fede Genuardi Filippo, 12 giugno 1894. Già, Filippo Genuardi. Ma chi è Filippo Genuardi? Filippo Genuardi è un commerciante di legname che scrisse al prefetto di Montelusa per avere la concessione di una linea telefonica tra il suo magazzino e la casa del Soggiero, ricco uomo d'affari. Ne seguirono altre due dirette, e una datata 12 luglio e la terza 12 agosto 1891. Quella del 12 agosto si concludeva così. Sicuro di non meritare il vostro più segnevole silenzio, il sottoscritto si prosterna ancora una volta in attesa di una vostra benevola accoglienza. In fede, Genuardi Filippo. Appunto, non ricevendo nessuna comunicazione, si rivolge a Don Gaetano, un mafiosetto di quartiere, come si dice dalla nostra parte, per trovare una manuzza. In cambio lui, il Genuardi, gli rivelerà il nascondiglio segreto di tale Sasà la Ferlita, che a sua volta aveva fottuto con un debito di gioco il fratello di Don Lollò. Posta. Reggia prefettura del Monterosa, a Filippo Genuardi, via Capurrepente Peccato. Non abbiamo ritenuto opportuno dare seguito alle vostre lettere datate 12 giugno, 12 luglio, 12 agosto, in quanto balza evidente che trattasi di un suo manifesto errore. Infatti, questa Reggia Prefettura non è ufficio informazioni, né ha tanto meno che spartire con la Reggia Amministrazione delle Poste Telegrafiche, a cui lei si doveva rivolgere. Faccia altresì presente che l'eccellente prefetto, di nome nasce Marasciano, e non Marasciano come lei si ostina a nominarlo, è capo dei carabinieri. Gli comunica il reale nome del prefetto, Marasciano anziché Parasciano. E da questa storpiatura inconsapevolmente fatta da Genuardi che si scatena l'ira dell'autorità preposta. Dovete infatti sapere che il vernacolo napoletano Parasciano sta a significare organo di animalesche proporzioni, come dire, grandissima testa di cazzo. Il prefetto, sentendosi preso in giro dal tono del Genuardi nella lettera, comincia a pensare che il Genuardi fosse un sovversivo e il suo amore per il progresso suscita curiosità, farà parte sicuramente di una setta di quelli senza Dio, senza patria, senza onore, senza postura, senza onestà, l'agnosunazzo. Bisogna intervenire, un agitatore a rispondere, il capo della tenenza dei Carabinieri. E intanto dall'altra parte, Don Lollò non riusciva ad acchiappare a Sasà la Ferlita. Sasà la Ferlita riusciva a scappare a Don Lollò con l'aiuto del fratello, tanto che Don Lollò cominciò a pensare che Filippo Genuardi, d'accordo con i Carabinieri, con Sasà la Ferlita, o volevano fottere per farlo arrestare. Reggia tenenza dell'Arma dei Carabinieri, a sua eccellenza il prefetto, oggetto Filippo Genuardi. In ottemperanza alla vostra richiesta sul nominativo in oggetto, questa tenenza vi dichiara che il Filippo Genuardi tuttora è incensurato, pur tuttavia sembra che il Genuardi all'occhio dell'opinione pubblica si sia ravveduto. Ma noi sospettiamo che questo ravvedimento è solamente apparente. Saluto il comandante della tenenza dei Carabinieri di Vigata. Minchia, pure il carcere si dice Genuardi. Beh, allora il problema di Genuardi era che sono
allora cominciò a pensare, ma non gli vuole parlare sto stesarorato di Pippo. Questo è il stesarorato di Pippo! Ma come vuole parlare? Perché dovete sapere, ragazzi, gira. Ogni ragazzo piccolino che nasce, quando si va all'ufficio anagrafe, arriva là, il nome gli viene cambiato. Un Filippo Genuardi, oppure un Filippo Noara, per esempio, diventerà per tutti Cola Noara, che poi verrà cangiato e ne, per esempio, si soppia con lo zoppo o con la ticchetta e tacca. A questo punto, ben è difficile fare combaciare Filippo Noara o con la ticchetta e tacca. Dovete sapere che il punto di morte a 95 anni, il maestro elementare Don Pasqualino Zatto scoprì di chiamarsi Annibale Zatto. E questo per fare sì che se una persona è ricercata o è allargata oppure lo devono trovare con il doppio nome o con il scancio di persona, si ritrova facilmente. Sarà questo scancio di persona a causare la catastrofe a Genuardi. Genuardi d'altronde, il suo problema vero erano le femmine. A Genuardi gli piacevano le femmine, ma i veri problemi di Genuardi erano di natura personale. Dovete sapere infatti che lui ha una tresca con Lellina, la moglie tentenne del suo vecchio suocero. L'unica vera ragione della richiesta della concessione del telefono era che poteva parlare con l'amante quando il marito ne usciva e potersi mettere d'accordo. Il puzzo che ti penso che è notte e che giorno, il puzzo la vita senza regia e come gli occhi senza sole e la notte senza luna. Il puzzo certi sera a lui mi viene il serticchio perché dice che è marito mio, allora vuole fare un dia le cose bastate. Allora io che faccio? Abbandono, chiudo gli occhi e faccio che al posto suo ci sei tu, il puzzo adorato, non più l'ora di fare di nuovo appuntamento come sempre, il puzzo basati. La linea telefonica era pronta, bisognava provarla. Cauze, devi andare alla stazione che è arrivato un carico da Legnano. Io? Ma dalla stazione ce n'è sempre possibile. E ora ci vai tu e mi raccomando quando te ne vai più cultura. Ma come? Qualcuno viene per parlare con un posseggio del portone chiuso? Pronto! Lillina sei tu! Sì, Ah, lui, che bello! Ma chi santa le gambe, mi chiamano. Che bella canzone! Che bello! Che puzza, amore mio, che bello! Ma questo, sento parlare, aspetta! Bossiaca! E che ci fa? Ma io stavo telefonando, ma che sta facendo? Ma che vuole fare? Sparò due volte. La prima spara a ieri e la seconda se la sparo io. Pippo, che fa? Questo bondo che fa? Sparano ancora! Dal giornale locale, l'esplosione è avvenuta all'interno del magazzino di legname di tale Filippo Genuardi. Tra le macerie giacevano due corpi del Genuardi e del suocero Manuele Sfidero, noto e stimato commerciante. Nessun dubbio sulla tragedia, si tratta di una bomba che il Genuardi, noto sovversivo, stava preparando e che per causa ancora d'accertamento gli è scoppiata tra le mani. Quando dichiara la vedova inconsolabile, risponde a verità. Per puzzo, mio marito era venuto a conoscenza dell'attività sovversiva di suo genero e così era andato a magazzino per coglierlo di sorpresa, ma visto di scoperta che è nata una contullazione, insomma finì al portello e ci sparò!
punto doveva partire la musica, però. Grazie. La facciamo noi la musica, dai. La facciamo noi la musica. Leo Vella, Dillo Marino, Giuseppe Marino. Grazie Giuseppe, bravissimo, bravo. Giuseppe Marino, maestro Marino, la bravissima Lea Vella. Più una mano, prego, un applauso, prego. Un grande artista, alla stessa stagione della Grazie, Grazie a voi. Sono emozionato perché vengo da un periodo un pochettino pesante, ho avuto lutto in famiglia e nonostante tutto ho onorato la presenza. Grazie. Dedico questa mia serata a una persona che grazie. Grazie particolare a Giorgio perché effettivamente proprio alla fine della settimana scorsa è stato colpito da una famiglia e ha voluto rispettare l'impegno, tra l'altro è sempre vicino a noi in tutte le cose e è sempre molto disponibile. Grazie fraternamente. Grazie a Diabella, a Diego Marino, a Giuseppe Marino. A voi tutti, grazie, buona serata e alla prossima.